Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal commentone veneziano, siamo su Fly Simulator ragazzi, siamo a Bari e dobbiamo andare a Napoli ragazzi per il Giro d'Italia. Ragazzi, sono col PC nuovo, chiaramente ho levato il traffico, che il traffico rende pesantissimo il gioco con Fraps e ripeto, io insomma in game non ho avuto nessun problema, senza Fraps non ho problemi. Adesso chiaramente vediamo con Fraps, però sembra andare molto meglio rispetto a prima. Ecco, eccoci qua. Questo è l'aeroporto di Bari con lo scenario originale, cioè fatto bene. E niente ragazzi, allora qua aspetta che andiamo dal cabina passeggeri, mettiamo così. Quindi Bari-Napoli, tappa velocissima di 120 miglia, ecco. Chiaramente non ho neanche gli alberi, le cose generate, perché a me non piace vedere le cose che si creano, piuttosto preferisco vedere il piatto, ecco. Perché tanto io comunque volo tanto dall'alto, me ne frego dei voli a vista, quindi andiamo. Buono ragazzi, si parte. Destination Naples. Speriamo bene con Fraps, fioi. Oddio, qua c'ho il volante che mi sta ecco, grazie. Scusate il volante, rompeva i coglioni con la mia cloche. La vediamo un attimo adesso qua. Beh, sembra andare meglio, speriamo bene ragazzi, io ci spero. Chiaramente ma Fraps è pesante, l'altro programma l'ho provato e non mi trovo molto, non l'ho ben capito. Siamo anche storti per colpa del volante. Ecco, si comincia subito bene, si comincia subito alla grande e si parte ragazzi. Destination Naples e si gode. Salutiamo la bella Bari e andiamo verso Napoli. Vai ragazzi, siamo in virata, fioi, siamo in virata, eccolo qua. Salutiamo Bari e andiamo verso Naples. Dal punto di vista dei passeggeri e dal mio punto di vista, super viratone ragazzi, 260 per a 12.000 l'altitudine, 280 la velocità, perché tanto insomma è un volo rapido, quindi non voglio andare troppo veloce, me lo voglio godere un pochino. Ragazzi, momento quark, il momento più deficiente della storia del tubo. Allora ragazzi, siamo in rotta Bari-Naples, quindi ragazzi Bari-Napoli, siamo nel sud Italia. Allora la meraviglia di Bari l'abbiamo già commentata nel video precedente, che è Antonio Cassano, il talento che ha dominato in questi mondiali, ha fatto veramente cose meravigliose insieme a tutta l'Italia. E invece Napoli, vabbè ragazzi, vedi Napoli e poi muori, è il detto, quindi Napoli città meravigliosa da un punto di vista estetico, è una delle città più belle d'Italia e del mondo. Chiaramente tra le sue opere d'arte principali c'è Diego Armando Maradona, il San Paolo, Valentina Nappi, chi non la conosce può andare su qualche sito, Brindisi Centro, ok. Poi vabbè, la costiera amalfitana ragazzi è qualcosa di devastante, cioè io ci sono andato veramente da perdere il fiato ragazzi, da perdere il fiato. Raga, il momento quark è andato, sempre un momento di una cultura devastante. Ricordo Valentina Nappi, il monumento più bello di Napoli. Ragazzi, ecco il paesaggio, siamo vicini a Napoli, non vicinissimi, ma abbastanza vicini, tramonto del sud Italia ragazzi, spettacolo allo stato puro, con il nostro easyjet.com, l'easyjet, in un inglese sempre più puro ragazzi.
Peccato non poter mettere il traffico, ragazzi, è l'unica pecca. Ho fatto uno screenshot. In screenshot. Punto di vista del passeggero e godo. Nostro punto di vista. Mancano circa 70 miglia, anche qualcosa meno, forse 60. Ragazzi, godiamoci ancora un po' il paesaggio. Vediamo le luci qua della Campania e di Naples. Che bello, ragazzi, che spettacolo. Fly Simulator, it's the best spectaculous in the world. It's a goody, it's a goody, it's a goody. Io non ho problemi di lag, comunque spero neanche voi nei video. Tramonto napoletano meraviglioso, ragazzi, è meraviglioso. Le luci di Napoli illuminano l'EasyJet 737. It's a goody. Ragazzi, inizia la virata per l'allineamento alla pista 24, mi sembra, sì, ok. Eccoci qua. Eccola qua Napoli in tutto il suo splendore. Screenshot. Speriamo che di solito nell'atterraggio che ci sono più problemi di lag. Speriamo bene, ragazzi. Purtroppo non dipende da me, dal computer chiaramente, ma anche Fraps o comunque tutti i programmi di registrazione, chi più chi meno, su un gioco così vecchio poi come Fly dà questi problemi. Non c'è niente da fare, nel senso è così. Bisogna accettarlo, purtroppo, cioè, questo è un gioco del 2006 mi sembra. Dai che va giù. Abbiamo fatto le cose positive. Perfetto. Siamo in discesa. Che bello, che bello, che bello. Tra un po' vai di apertura a carrello. Io spero che io non vedo particolari rallentamenti, anzi dopo è chiaro che con YouTube non lo so, però io qua in game, ragazzi, non vedo particolari rallentamenti. Roger, Roger, Napoli Center, Roger, autorizzazione all'atterraggio. Affermativo, lei può atterrare, però deve stare attento e non lagare, brutto stronzo. Ok, dai che siamo anche a Napoli. Vediamo da fuori. Qua. Io non vedo lag, ragazzi, cioè in game non sono presenti, ma non è scorrevole come senza Fraps, però faccio un po' di screenshot. Ok, ok, perfetto. Che ci siamo. Napoli. Ok. Dai che siamo allineati perfetti, cazzo, con la pista napoletana. Pianino, pianino e arriviamo. Anzi, la prossima tappa penso che l'arrivo sarà a Roma, se non l'abbiamo già fatto, adesso non ricordo neanche le tappe che ho fatto. Cosa ho fatto? Venezia-Roma, forse la prima, Venezia-Bologna, no, Venezia-Bologna. Andiamo a Roma la prossima. Andiamo a Bologna Center. Ok ragazzi, ci siamo. Napoli! Napoli! Andiamo a trovare De Laurentiis, fiori. Andiamo a trovare il Dela.
Napoli, Napoli, Napoli. Siamo arrivati, siamo arrivati. Ok, a me non ha dato problemi di lag eccessivi, anzi, non è scorrevolissimo come senza Fraps, però a me va bene così, nel senso, proprio bisogna capire su YouTube com'è la visuale. Ok, ok. Ok. Arrivati, atterraggio mi sembra positivo. Ok, il nostro aeroplanino è arrivato. Perfetto. Siamo arrivati a Napoli. Va bene. Ragazzi, prossimo video. Rome. Cioè, Napoli, Rome. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.